sfiorerai 13 milioni di quintali la produzione di uva nel Veneto nel 2018. Questo si sta dicendo in questo momento a Veneto Agricoltura, dove si tengono le previsioni vendemmiali, il terzo incontro del trittico vitivinicolo ormai famoso in tutta Italia alla 44esima edizione. Ci sono altre notizie importantissime per quanto riguarda la vendemmia, andiamo a sentirle dai protagonisti. Rispetto all'anno scorso, dove l'annata vitivinicola è stata un po' funestata dai eventi climatici come la siccità e le gelate tardive, quest'anno invece la stagione è stata una stagione dal punto di vista climatico molto buona e quindi abbiamo delle previsioni buone anche sulla produzione, in cui il Veneto, con le sue 30.700 imprese vitivinicole e i suoi quasi 100.000 ettari a vigneto, si conferma la prima regione per produzione vitivinicola d'Italia con più del 35%, e anche per l'export. Ricordo a tutti che noi siamo la quarta nazione al mondo come Veneto per export di vino, e quindi avremo un'ottima annata, un'ottima produzione e sicuramente ci attesteremo sui mercati in maniera ancora più forte. Il lavoro c'è, il lavoro anche soprattutto dei nostri consorzi di tutela c'è. Purtroppo abbiamo l'Italian Surrounding che ci porta via a fette di mercato, e lo sappiamo benissimo, è un lavoro che si fa a livello legale in tutto il mondo, e per proteggere il marchio, per proteggere la qualità e i nostri disciplinari. Diciamo sempre a tutti: attenzione, guardate bene soprattutto sulla bottiglia di vino la fascetta di Stato è quello che conferma che un prodotto è una DOCG, una DOC, e quindi sicuramente questo è un sintomo di qualità ma anche di sicurezza alimentare. Questo discorso del trittico vitivinicolo e quindi le previsioni vendemmiali sono un esempio di sinergia tra le realtà regionali per dare una mano importante all'impresa agricola veneta. Sì, infatti grazie ai nostri esperti di Veneto Agricoltura noi diamo questi 3 incontri sui territori. Oggi siamo qui per appunto prima delle vendemmie che saranno anche anticipate quest'anno, per dare comunque le previsioni ma anche per dare quello che è il percorso internazionale. Noi siamo in contatto con anche paesi europei, paesi e altre regioni in cui daremo uno spaccato di questo mondo, soprattutto legato comunque anche ai prezzi, alla qualità e alle produzioni, in modo da comunque aiutare i nostri agricoltori, i nostri viticoltori, le nostre cantine a prevedere anche non solo i loro aggiornamenti ma anche il futuro, e quindi anche gli investimenti che dovranno fare nei prossimi mesi. La crescita dell'esportazione ha superato i 2 miliardi di euro per quanto riguarda il Veneto verso l'estero. I paesi principali sono gli Stati Uniti, la Francia, la Germania, l'Inghilterra sicuramente, e il Veneto ha una posizione dominante. Dopo la Francia, l'Italia e la Spagna c'è il Veneto, quindi è una posizione sicuramente importante. Quest'anno, visto che le produzioni dovrebbero essere sicuramente più importanti rispetto all'anno scorso, contiamo anche di fare meglio. Dobbiamo pensare che se il riferimento è il 2017, a causa delle gelate che ci sono state in aprile dell'anno scorso, la produzione è calata nel 2017 rispetto al 2016. Quello che noi contiamo oggi, quello che noi vediamo è che il 2018 dovrebbe riportare la produzione ai livelli del 2016, quindi recuperare quella perdita e una crescita quindi del 16-17% sulla produzione. Ma perché Veneto Agricoltura si impegna in questo tipo di attività, peraltro da 44 anni? Si impegna perché intanto la richiesta ci arriva dal mondo dei produttori. È un momento sicuramente molto importante quello di agosto del vitivinicolo, del trittico vitivinicolo che Veneto Agricoltura organizza. È un momento nel quale si fa l'analisi della situazione
non solo per quanto riguarda le possibilità di produzione del Veneto, ma anche facciamo una panoramica in generale sulle principali regioni italiane. Difatti siamo in contatto oggi, saremo in contatto con, oltre al Veneto ovviamente, con il Piemonte, con la Toscana, con l'Emilia Romagna, con la Puglia e con la Sicilia e daremo la Lombardia e daremo anche un'occhiata alle produzioni della Francia e della Spagna. Bene, ci provo subito. Dunque, in Emilia Romagna possiamo dire in maniera molto sintetica, ottima qualità. Quest'anno, a parte una certa umidità che ha causato qualche problema per uno sporico, però diciamo che l'annata è stata piuttosto buona, c'è un buon anticipo e c'è anche una buona produzione. La maggior parte delle regioni italiane ha una produzione percentuale piuttosto elevata, alcune anche qualche percentuale insomma intorno al 20% superiore alla media rispetto all'anno scorso, decisamente un'annata migliore. Abbiamo grosse opportunità perché la qualità è sempre migliore, abbiamo anche una grossa attenzione alla sostenibilità, cosa che non è estremamente diffusa in tutto il mondo, ma che in Italia ha un particolare orecchio. Quindi dal punto di vista del mondo produttivo si può fare ancora meglio, si può fare applicazioni tecnologiche ancora superiori, ma sicuramente abbiamo questa grossa opportunità di avere la lente di ingrandimento su di noi perché abbiamo una produzione importante e la qualità particolarmente importante. Quindi da questo punto di vista è una sinergia particolarmente interessante che non possiamo perdere. Ecco, in una battuta, in questo quadro così interessante, ecco, un'operazione come quella di Veneto Agricoltura a cui il CREA partecipa, che è quella del trittico vitivinicolo, che è un fuoricampo di fatto, ecco, quanto importante, quanto significativa è? Ma per quanto ci riguarda noi ci teniamo moltissimo a questa partecipazione perché ha questi tre momenti in cui facciamo una verifica, tutto sommato una verifica che non vuole influenzare chiaramente l'andamento, ma dà delle notizie, dei momenti, dei risultati in pillole un po' su tutta Italia come oggi e la precedente edizione, in particolare sul Triveneto. È un'occasione unica per quanto ci riguarda perché ci dà l'occasione di presentare dati rilevati settimanalmente a tutto il settore e direi che è un ottimo esempio, visto che il Veneto è la regione trainante in questo settore. Dare questo esempio anche al resto d'Italia è particolarmente importante per noi, quindi come CREA nazionale ovviamente lo diffondiamo e lo diffonderemo. E grazie ancora e un risentirci all'anno prossimo. Grazie Michele. Grazie.